Una buona giornata, bentrovati, buon sabato a tutti. Eccoci con Focus TG, con gli aggiornamenti di questa giornata di cronaca, i collegamenti come sempre con il territorio. Torneremo a parlare di furti purtroppo, ma anche di questa aggressività davvero dilagante con un episodio un po' particolare a Dosson di Casier, e poi torneremo naturalmente sugli argomenti di queste ore, la contestazione contro la polizia a Padova, ma anche gli studenti che hanno rifiutato di sostenere la prova orale dell'esame di maturità, cosa che sapete benissimo ha scatenato un dibattito a livello nazionale. Partiamo da Vicenza con la cronaca delle ultime ore, in particolare con l'operazione antidroga del nucleo operativo speciale della polizia locale. Gli agenti hanno arrestato un giovane pusher che spacciava cocaina nel quartiere San Pio X. Irruzione degli agenti di polizia locale del NOS in un appartamento di un 19enne nel quartiere San Pio X. Le ripetute segnalazioni di residenti e dei servizi sociali circa movimenti sospetti per spaccio di droga avevano convinto gli inquirenti sulla necessità di verificare la situazione. Fondamentale la presenza del cane antidroga Aria che ha condotto i poliziotti all'armadio della camera da letto del giovane. Nascosti in un giubbino invernale 3 involucri di nylon contenenti complessivamente oltre 30 grammi di cocaina purissima, da cui ricavarne 150 dosi per un valore di oltre 3.000 euro. Lo spacciatore è stato infine arrestato. Un arresto e 2 stranieri denunciati è il bilancio di una perquisizione effettuata invece dai carabinieri in un immobile di Monticello con Teotto. I 3 uomini sono pregiudicati per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. È stato condotto direttamente in carcere uno spacciatore pregiudicato, 30enne cittadino nigeriano, che deteneva oltre mezzo chilo di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trovava in un appartamento a Monticello con Teotto, in compagnia di altri 2 pregiudicati extracomunitari. I carabinieri li hanno sorpresi nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che indagava sul titolare dell'abitazione, un cittadino della Nigeria di 28 anni. L'operazione dei militari è stata affiancata dal nucleo cinofili di Torreglia. Nell'immobile gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto rotoli di celofan e carta stagnola impiegati nel confezionamento delle dosi e 3.700 euro ritenuti provento di spaccio. In casa anche un 37enne della Sierra Leone trovato con 7 grammi di marijuana. Oltre all'arresto, i carabinieri hanno denunciato per spaccio di stupefacenti anche gli altri 2 pregiudicati. Avrebbero instaurato un clima di paura nella scuola dell'infanzia in cui prestavano servizio a Pollesella in provincia di Rovigo. 3 insegnanti sono state sospese per 1 anno. La misura cautelare richiesta dalla procura polesana e accolta dal GIP in seguito all'interrogatorio delle indagate è stata eseguita dai carabinieri di Pollesella. L'ipotesi nei confronti delle 3 maestre che hanno 61, 58 e 44 anni e maltrattamenti continuati in concorso tra loro ai danni e in presenza di minori che frequentavano la scuola e con abuso di poteri inerenti a un pubblico servizio. I fatti contestati sarebbero avvenuti più volte e accertati nel 2024. A dare il via alle indagini la denuncia di un genitore che ha fatto scattare naturalmente la raccolta di testimonianze da parte dei carabinieri con intercettazioni audio e video nella scuola, e dunque strattonamenti, mortificazioni, frasi umilianti nei confronti di questi bimbi tra i 3 e i 5 anni, quotidianamente ripresi con urla, ingiurie e altro ancora. Situazioni che comportavano sofferenze. Stando alle accuse, l'interdizione delle insegnanti è stata decisa non solo per i pesanti indizi emersi nei loro confronti, ma anche naturalmente per evitare la reiterazione di comportamenti simili e per il fatto che le indagate hanno contratti a tempo indeterminato, risultando dunque ancora in servizio. Allora, in attesa di collegarci con i nostri giornalisti e tecnici nel territorio, andiamo a vedere cosa ha fatto purtroppo il maltempo di queste ultime ore a ridosso del Veneto. Siamo nella bassa friulana. Ieri pomeriggio e per circa 2 ore una supercella ha provocato una violenta grandinata scatenata in un territorio abbastanza concentrato. Siamo nella zona di Latisana, con ingenti danni in particolare all'agricoltura, ma disagi anche in autostrada.
Una violenta grandinata che ha trasformato in un'estesa coltre bianca con una cartolina da stagione invernale, anche se il calendario recita 11 luglio 2025. Un fronte temporalesco che si è sviluppato tra le prealpi venete e friulane e poi giunto nella bassa friulana ha scaricato al suolo una quantità tale di grandine, con chicchi anche di 5 cm, che ha creato disagi alla circolazione stradale, anche nella tratta della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, con auto e camion in transito costretti a fermarsi, impossibilitati a proseguire. I danni maggiori all'agricoltura, con vigneti, frutteti, granturco e altre colture irreparabilmente perdute. È ancora presto per stilare un'esatta stima, ma la sensazione è che il valore superi il 70%. Segnalati danni anche ad auto e tensostrutture. L'epicentro del maltempo tra Pocenia e Muzzana del Turniano, le più colpite, oltre a Porpetto, San Giorgio e Carlino. Il nostro focus, pochi minuti dopo il passaggio del Fortunale a Pocenia, con le immagini immortalate da Pietro Piccin. Assolutamente sì, è stata una grandinata che ha colpito dalla parte sud, sud-ovest di Torsa, fino a coprire tutta Roveredo e tutta Pocenia. Tutti i campi di vigneti, campi, soia, grano e anche altre culture, mais, sono, come hanno definito proprio gli agricoltori, macinati, cioè sono letteralmente distrutti. Anche voi avrete visto quel campo ad esempio di angurie distrutto, un campo intero di angurie distrutto, quindi praticamente tutta la coltivazione da Torsa in giù è distrutta. Insomma, abbiamo un bel po' di danni oggi qua, no? Allora praticamente lei, quando è arrivato, lei è responsabile un po' del torneo, ha trovato questo disastro. Sì, certo, e quindi la situazione l'abbiamo presa di petto, se vogliamo, e quindi abbiamo cercato di risolvere nel miglior modo possibile quello che si riusciva a fare. Un paio di gazebi si sono letteralmente aperti, come si suol dire. Siamo riusciti, una decina di noi, a tenere bloccato un gazebo di quelli abbastanza grandi per evitare che facesse vela e potesse uscire addirittura a far danni da altre parti, perché il vento era talmente forte che nella zona del parco festeggiamenti limitrofa al campo sportivo ci sono situazioni per cui poteva creare dei danni anche a delle persone, visto che c'è anche una viabilità importante in questa zona. È un peccato, purtroppo non possiamo farci nulla, ma cercheremo di fare del nostro meglio. E stanno peggio coloro i quali hanno subito dei danni a livello dell'agricoltura, perché abbiamo visto sinceramente che c'è una situazione molto molto preoccupante, ecco. Questo lo avete visto, lo stato delle cose. Tra l'altro nuove precipitazioni sono previste anche nella giornata di oggi e in quella di domani. C'è stata una tragedia verso le 15 di ieri pomeriggio ai Murazzi, dietro via Malamocco, siamo al Lido di Venezia. Un turista settantenne si è accasciato al suolo mentre stava facendo una passeggiata insieme alla figlia. È stato colto da un infarto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. È stato chiesto l'intervento anche delle soccorso arrivato da Treviso, ma appunto non è rimasto altro che constatare purtroppo il decesso del turista. C'è stato anche un intervento di soccorso in montagna invece nella serata di ieri per 6 ventunenni belgi, 5 ragazze e un ragazzo partiti da Pian dei Sabbioni ieri mattina. Volevano fare un giro verso Casera Vecia e Bivacco Tamer in valle di Gares. Giunti al Tamer hanno deciso poi di cambiare percorso lungo un sentiero non ben segnalato e rientrando hanno perso la traccia, finendo bloccati in prossimità di un canale sopra dei salti di roccia. Subito è partita la richiesta di aiuto, girata dai carabinieri alla centrale del 118. Che verso le 21:30 ha allertato la stazione di Val Biois. Grazie ai segnali di luce mandate con le torce dei cellulari dalla strada, i soccorritori hanno visto il punto in cui si trovavano i ragazzi, 400 metri in linea d'aria più in alto. C'è stata la necessità di aggirare, pensate, la parete rocciosa da parte delle squadre di soccorso per raggiungerli. Una volta da loro li hanno coperti con le giacche perché non avevano appunto abbigliamento per le temperature più fredde della notte.
volte e dopo averli imbragati hanno fatto superare il traverso più impegnativo ai giovani escursionisti, tornati con loro sul sentiero e riaccompagnati alla macchina. Adesso invece parliamo di furti, perché a Venezia non c'è davvero tregua purtroppo per negozi, attività commerciali, ristoranti ancora spaccate in città e ancora naturalmente la protesta di chi opera in questo settore. Per noi sul posto ci sono Filippo Fois e Tommaso Migot. Filippo, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Io vi porto, siamo in Calle del Cappelleri, in sestiere di Dorsoduro. Alle mie spalle c'è l'Università Ca' Foscari di Venezia, in fondo invece di fronte a me si arriva al Ponte dell'Accademia. Io prima di raccontarvi quello che è successo la notte scorsa ho deciso di farvi fare un piccolo giro turistico. Adesso ci muoviamo con Tommaso Migot tra i locali della zona. Allora, questa che vedete è la finestra di un ristorante in cui c'è stato un tentativo di effrazione qualche giorno fa. Dopodiché, continuando nella nostra passeggiata, vedete c'è un bel negozio di ceramiche. Qui ho preso appunti da quello che mi hanno detto. Qui i ladri sono entrati 2 volte, la prima verso il 24 e 25 aprile e la seconda circa una decina di giorni fa. Noi continuiamo e proseguiamo con il nostro giro. Qui vedete, tra poco vedrete che c'è un negozio di maschere. Questo è quello in cui hanno tentato di entrare la notte scorsa. Era circa mezzanotte e mezzo, forse vi fa vedere Tommaso Migot che la porta è ancora con un pannello di compensato. L'allarme è stato dato da una signora che abita al piano di sopra. Volta ha subito anche lei un paio di tentativi di furto, però adesso si è montata la porta blindata. Qui siamo all'ingresso del ristorante di cui vi dicevo prima e qui c'è l'altra finestra in cui c'è stato un altro tentativo di effrazione. Un terzo addirittura è avvenuto dall'altra parte perché il locale dà su 2 calli. Noi proseguiamo il nostro giro in Calle del Cappelleri. Allora ci andiamo un pochino. Dunque qua c'è un negozio di articoli per animali. Qui i tentativi di furto, ci hanno detto, sono un po' vecchiotti. Questo invece è un negozio di modernariato in cui i ladri sono entrati 2 volte, la prima attorno al 25 aprile e l'altra un paio di settimane fa. Più in là abbiamo, adesso forse non ve lo facciamo vedere, ma c'è un restauratore di cornici il quale ha avuto un furto molto grosso di un paio di quadri. Ed è anche quello che si occupa poi di fare i pannelli in compensato che vedete da tutte le parti quando arrivano i ladri in attesa che torni il vetraio. Per cui Lina, noi adesso abbiamo raccolto un po' di voci, ma io preferivo farvi fare questo giro turistico per farvi capire qual è la situazione. E qua siamo in una calle di Venezia, siamo in una calle tranquillissima nel sestiere di Dorsoduro, che è un sestiere che non ha mai dato particolari preoccupazioni, che raramente entrava nelle cronache della nostra città. Per ora ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois e Tommaso Migot. Noi andiamo avanti ancora con altra cronaca e con la notizia di falsi contratti a migranti, perché le agenzie questa mattina hanno battuto la notizia appunto di una vasta operazione che ha interessato squadre mobili di Bari, Bologna, Cagliari. L'elenco potrebbe continuare a lungo, sono diversi le province italiane, c'è anche Treviso. Sono state controllate 167 imprese, arrestati 9 stranieri ricercati per vari reati. L'operazione è della polizia, appunto 23 province, per contrastare l'immigrazione clandestina, in cui è stato accertato che venivano utilizzati falsi documenti per le procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto decreto flussi, allegando alle istanze di ingresso falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno, oppure l'offerta di servizi di intermediazione illecita. Diversi gruppi criminali hanno sfruttato i tentativi di centinaia di stranieri di entrare in Italia, offrendo agli stessi di regolarizzarli con ingenti profitti illeciti. Per ogni pratica gestita irregolarmente venivano richiesti compensi tra i 1.000 e i 5.000 euro.
Allora, forse abbiamo in diretta la nostra Marta Marangon, è possibile regia? Eccola qua, da Dosson di Casier, perché se l'è vista brutta una coppia che ha correttamente redarguito un soggetto che stava maltrattando per strada il suo cane. Così Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno da Dosson di Casier, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, è così, ma parlando con i cittadini abbiamo saputo anche qualcosa di più, nel senso che l'aggressione alla coppia che aveva redarguito questo giovane per i maltrattamenti al cane è stata preceduta anche da un'altra aggressione che si è verificata proprio qui nella piazza del paese. Siamo quindi in centro, vedete il plateatico del bar, vedete il comune di Casier. Ebbene, giovedì sera, poco dopo le 9, quando il bar Da Vinci stava per chiudere, sul plateatico c'erano ancora 3 giovani clienti che stavano terminando la consumazione, quando si è avvicinato a loro all'improvviso questo ragazzo, 27 anni, cane al guinzaglio, aveva in mano un cartone di pizza ed evidentemente anche era in stato di alterazione. Ha iniziato ad inveire contro questi ragazzi e poi a menare le mani, quindi sono volati schiaffi, pugni, c'è stata una colluttazione che poi è terminata quando il ragazzo si è allontanato. Nel frattempo qualcuno ha chiamato i carabinieri, il giovane intanto ha proseguito la sua passeggiata con il cane al guinzaglio in quella direzione. Alla fine della piazza, infatti, da lì in fondo parte viale Europa, un viale di villette e palazzine, un viale residenziale che porta poi verso la campagna di Dosson, e nel quale si è poi verificata la seconda aggressione. Il giovane infatti ha incontrato questa coppia, 50 anni lui, 48 anni lei, stavano portando fuori i loro 2 cani quando appunto hanno visto il ragazzo con il cane al guinzaglio che lo stava maltrattando. L'hanno redarguito per questo comportamento, al che è di nuovo scattata la violenza. Il ragazzo ha preso a schiaffi lui, ha dato degli spintoni a lei e poi si è allontanato. Nel frattempo sono arrivati sul posto i carabinieri, che erano stati intanto chiamati dopo il trambusto di quei minuti. Il ragazzo si era allontanato, ma grazie alle descrizioni che sono state fornite dai diversi testimoni è stato poco dopo identificato. Il sindaco che abbiamo sentito al telefono, perché oggi è fuori città, ci ha riferito che si tratta di una persona con dei problemi, insomma una persona problematica, che tra l'altro è già attenzionata anche dalle forze dell'ordine per precedenti episodi, ed è domiciliata qui a Dosson di Casier in un'abitazione. Il ragazzo è stato denunciato per l'aggressione, ma ha anche visto il nuovo codice per maltrattamento degli animali. E da Dosson è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta Marangon, ad Alberto Pivetta per la parte tecnica, per questi aggiornamenti su questo caso. Accadono anche episodi purtroppo di questo genere. Allora, a Padova adesso subito, perché dopo le scritte apparse in città contro la polizia, il prefetto ha convocato un vertice urgente. Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentini e Cristian Roque Allende e vedo il questore Marco Dorisio. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Infatti si è concluso pochi minuti fa la riunione d'urgenza convocata dal prefetto Giuseppe Forlenza dopo i 3 striscioni che sono comparsi a distanza di poche ore uno dall'altro ieri, con scritte offensive non solo contro la Polizia di Stato ma anche contro la magistratura e le carceri. Qui con me c'è il questore Marco Dorisio, che adesso ci spiega insomma cosa è stato deciso, anche perché sostanzialmente sono state confermate quelle misure di sicurezza e di vigilanza che già il questore ieri nell'immediatezza del rinvenimento del primo striscione aveva concordato e ordinato. Sì, questa mattina si è svolta alle ore 9 in prefettura la riunione tecnica di coordinamento presieduta dal signor prefetto, dove appunto abbiamo fatto un'analisi della situazione, di quanto accaduto ieri, confermando quelle misure di prevenzione e vigilanza adottate già ieri mattina nell'immediatezza
immediatezza quando è stato rinvenuto il primo striscione con un chiaro riferimento di minacce nei confronti della polizia, ma delle forze di polizia in genere. Quindi è stata subito emanata una prima ordinanza con una intensificazione delle misure di prevenzione e vigilanza per quanto riguarda proprio i siti, in questo caso quindi le sedi di uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza presenti su tutto il territorio provinciale, anche con un richiamo di attenzione diciamo alla autotutela di ogni singolo operatore delle forze dell'ordine, delle forze di polizia. Poi nella tarda mattinata, primo pomeriggio, ulteriori 2 striscioni, tutti appunto con la rivendicata paternità, la accerchiata quindi della galassia anarchica, dove questa volta gli attacchi e le minacce erano rivolte al sistema del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, contro l'articolo 41 bis, inneggiante al noto Alfredo Cospito, e poi il terzo invece contro le procuratori, e quindi ciò ha comportato un'ulteriore misura e un'ulteriore adozione di misure di sicurezza proprio per i siti sia del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che le sedi giudiziarie. Grazie signor Questore, ricostruiamo allora quanto è accaduto, l'allerta è alta in città, ricostruiamo quanto è accaduto nel nostro servizio e poi la linea può tornare allo studio. La matrice è unica ed impressa chiaramente in tutti e 3 gli striscioni contro la polizia che uno dopo l'altro sono stati scoperti ieri a Padova. L'ultimo in ordine temporale ieri nel tardo pomeriggio in via Tommaseo, la accerchiata e identificativa della matrice anarchica dietro le 3 scritte di minacce e odio contro le forze dell'ordine. Nell'ultimo striscione rinvenuto lungo un passaggio pedonale, la scritta impressa recitava: da Milano a Torino procure infami. Nei 2 striscioni precedenti, scoperti uno in tarda mattinata, i riferimenti anarchici erano molteplici. Appeso sul ponte del canale Roncaiete, nell'area verde di via Ormaneto, la scritta Alfredo libero 41 bis uguale tortura, una chiara allusione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Mentre in quello scoperto all'alba vicino ai giardini dell'Arena sineggiava da Wad Mohamed, il 34enne egiziano che ad Albano Laziale lo scorso febbraio aveva dato fuoco ad alcune auto della polizia. Su tutti e 3 gli episodi sta indagando la Digos, al vaglio delle telecamere di sorveglianza delle zone dove sono stati ritrovati gli striscioni e le possibili tracce lasciate. Nel frattempo il questore di Padova Marco Dorisio ha firmato un'ordinanza per intensificare la sicurezza nelle sedi delle forze dell'ordine in città. Dalla politica si moltiplicano i messaggi di solidarietà, dal sindaco di Padova Sergio Giordani ai sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e Nicola Molteni. Il gruppo cittadino di Fratelli d'Italia ieri sera ha appeso uno striscione a favore della polizia nel punto dove è stato ritrovato il primo lenzuolo di minacce ai giardini dell'Arena. È veramente preoccupante che questi fenomeni si manifestino in una città come questa che duramente ha sofferto per quello nel passato, per quello che è stato la presenza di frange ribellistiche ed eversive. Messaggi di vicinanza e condanna dei vili gesti anche da parte del governatore del Veneto Luca Zaia e della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. In mattinata, intanto, il prefetto di Padova ha presieduto una riunione urgente con i rappresentanti delle forze dell'ordine per valutare tutti i profili di rischio e rafforzare ancora una volta i servizi di controllo. Questa dunque è la ricostruzione della nostra Valentina Visentin di quello che è successo. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo a breve. Ritorniamo in diretta da studio, ripartiamo dalla cronaca e dai 2 gravi infortuni sul lavoro che si sono verificati nella Marca Trevigiana nella giornata di ieri, una giornata davvero nera su questo fronte. Nell'arco di 3 ore i 2 infortuni, il primo a Ponzano, il secondo a Vedelago, su cui stanno indagando Carabinieri e Spisal. So che è caduto e si è fatto male, di più non stiamo attendendo anche noi a nostra volta qualche informazione in più. E i colleghi si sono subito precipitati ad aiutarlo? Sì, tutti quanti sono dati da fare per cercare di dare una mano per quanto possibile, insomma, date le circostanze. Dopodiché attendiamo un riscontro all'ospedale.
Si guarda con ansia il Cafoncello alla Kistrac di Ponzano in via Postumia e infatti nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso che si trova l'operaio 63enne del posto rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro, riservata la prognosi, di certo ha riportato un fortissimo trauma cranico. Sono le 6:20 del mattino quando l'uomo cade da un macchinario per la frantumazione di inerti, sbattendo violentemente il capo a terra. Un volo di 2 metri, arrivano i colleghi, immediati soccorsi. Sul posto Spisal e Carabinieri di Montebelluna si deve accertare il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'adempimento dei regolamenti. Il 63enne lavora in azienda da tempo, i colleghi parlano di un operaio esperto. Sì, abbastanza preoccupati perché poi le notizie dicono che stanno ancora facendo degli accertamenti in ospedale, quindi non sembra sia proprio una cosa lieve, quindi almeno io sono abbastanza preoccupato per la salute del mio collega. Dispiace molto per la persona e per lo stesso ambiente di lavoro, perché l'azienda in cui è successo è conosciuta nel territorio, è un'azienda seria. La mattinata si rivela convulsa. 3 ore dopo un altro incidente sul lavoro, simile la dinamica, stavolta alla Bresolin di Vedelago, l'intervento del su M118 alle 9:30 circa nei capannoni di via Vicenza a ridosso del distributore sulla Castellana. A cadere da 3 metri di altezza è un elettricista di una ditta esterna. Si tratta di un 52enne di Riese Pio X, stava utilizzando la scala. Quando i soccorritori arrivano lo trovano cosciente ma grave, viene così portato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sembrano migliorare nel corso delle ore. Su entrambi i fronti le indagini congiunte di Spisal e Carabinieri sono andate avanti per tutta la giornata. E alla Kistrac di Ponzano è stato proclamato uno sciopero immediato per solidarietà. Nella Marca intanto cresce la manodopera da parte di persone con un'età già avanzata. I colleghi ovviamente li ho trovati scossi, come è assolutamente normale quando succede qualcosa del genere. Quindi abbiamo fatto questa assemblea straordinaria, ci sembrava assolutamente doveroso. All'unanimità della parte produttiva si è deciso di fare lo sciopero come solidarietà nei confronti del lavoratore e della sua famiglia. Un'astensione immediata dal lavoro, questa la prima misura adottata dai colleghi del 63enne caduto da un macchinario alla Kistrac di Ponzano, dove poche ore dopo i fatti la FIOM CGIL, unica sigla presente in azienda, ha incontrato i lavoratori. Allo sciopero per solidarietà, così si chiama in gergo, hanno aderito i comparti produttivi e del magazzino, uno sciopero che di per sé non è contro l'azienda. Che presta attenzione ai protocolli, dove c'è un'attenzione dal punto di vista della sicurezza, eppure anche qui possono accadere cose di questo tipo. Però ad esempio questa è un'azienda che ha attivato un protocollo per il caldo, infatti il lavoratore non era in straordinario, era in anticipo di orario di lavoro proprio per fare in modo che le condizioni fossero più accettabili. Insomma, fenomeno complesso quello degli infortuni, ma lo stillicidio rimane. Dalla UIL il segretario Roberto Toigo evidenzia come il 2025 si stia rivelando più critico dell'anno scorso. Per la CISL la questione è anche un'altra e riguarda l'età sempre più avanzata della manodopera. Solo nella Marca la percentuale di lavoratori tra i 55 e i 64 anni è raddoppiata negli ultimi 10. Lavoratori di fatto anziani, soprattutto in certi comparti, ma non pensionabili, sintetizza il segretario Francesco Orru. E a proposito di sicurezza sul lavoro, resta la mobilitazione per Mattia Battistetti, il giovane operaio di Montebelluna morto sotto un carico di impalcature nel 2021. Il processo è alle sue battute conclusive. Il 24 luglio ci sarà la requisitoria del PM. Nell'ultima udienza, nuovo presidio di sindacati e forze politiche davanti al Tribunale di Treviso. Mattia non è una tragica eccezione, dicono dalla Rifondazione Comunista. Quello della sicurezza deve essere naturalmente il primo pensiero delle imprese, che in questi mesi sono preoccupate naturalmente anche per il tema dei dazi americani, che secondo il focus realizzato oggi dagli artigiani della CGA di Mestre, in particolare sentiremo tra pochissimo il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo, potrebbero costare al Veneto fino a 1,5 miliardi di euro. Sentiamo. Il Veneto ha una elevata diversificazione di prodotti esportati all'estero, un aspetto molto positivo che probabilmente la mette al riparo da eventuali danni legati alle politiche proibizionistiche che stanno proliferando in tutto il mondo.
Per contenere i dazi statunitensi sarà inoltre fondamentale trovare nuovi mercati di sbocco delle nostre esportazioni, rafforzando in particolare le vendite nei paesi europei e potenziando la domanda interna. Grazie a ciò l'economia non potrà che trarne beneficio. Per questo bisogna continuare nella riduzione delle tasse per garantire maggiori disponibilità economiche sia alle famiglie sia alle imprese. Questo è il dato stilato dagli artigiani. Allora dicevamo imprese preoccupate, ma anche la politica e i cittadini comuni. Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta, i colleghi di Bassano del Grappa, sono andati a sentire alcuni pareri proprio al mercato cittadino. Buongiorno da Bassano del Grappa, oggi è giornata di mercato, tantissimi turisti presenti anche in città e tra tutti serpeggia la preoccupazione per i dazi annunciati dal Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, i dazi nei confronti dell'Europa. Si parla del 10% in una lettera che però ancora non è partita. Intanto il Canada avrà un'applicazione del 35% con effetti che potrebbero arrivare prima alle aziende esportatrici e poi anche ai consumatori. Abbiamo raccolto alcuni pareri tra i passanti qui a Bassano. Ma non penso, bisogna vedere se vanno a buon fine, e non penso che vadano a buon fine, stanno prolungando sempre di più. Secondo me non li mettono, non conviene neanche a loro. E cosa mangiano dopo? McDonald's e basta? Oddio, sicuramente produrranno dei grossi problemi per qualche azienda. D'altronde Trump, lui quando decide un giorno fa chiaro, un giorno fa scuro, comunque si vedrà, insomma, ecco, bisogna vedere l'Europa come risponderà. Questo è il fatto. Per me Trump fa tanta per poi ritirare. Certo, se rimane come dice lui, per certe nazioni, non è che sia una situazione tanto vantaggiosa, è uno svantaggio e anche può portare problemi all'economia europea, può portare logicamente di conseguenza alla nostra, questo è logico. Vedo che il problema è grave, penso che ci saranno ripercussioni un po' dappertutto, però non dipende da noi, penso che dipenda da Trump, altro non possiamo fare. È un bel problema perché il nostro amico Trump non c'è tutto con la testa secondo me, quindi gli cambia idea da un momento all'altro e quindi è difficile poter progettare nel tempo con una persona che non è affidabile. Per i dazi sì, sono preoccupato perché non fanno bene a parte alle aziende che devono produrre, ma anche ai consumatori perché devono pagare di più, perché se le aziende se no muoiono. Potrei dire tante cose, ma è alla fine che si contano i risultati. Può essere bene, può essere male, ma si metteranno d'accordo sicuramente. Quindi al momento lei non è preoccupato? Al momento no, io. Però qualcuno forse sì. Però penso che non sarà tutto quello che ha detto la verità. Le notizie, i commenti ufficiali, diciamo ufficiosi di rappresentanti del commercio importanti ci sono già stati. Problemi certamente ci sono, ci saranno e vedremo, aspettiamo quali saranno le decisioni. Pensavo che ieri avesse scritto qualcosa, invece non è ancora. Questa lettera ancora non è partita? Questa lettera, speriamo che ci ripensi. No. Questi dunque i pareri dei bassanesi e staremo a vedere cosa succederà perché, come diceva uno degli intervistati, le cose effettivamente cambiano da un giorno all'altro, vedremo. Allora torniamo sulla questione dell'esame di maturità e in particolare della prova orale che alcuni studenti hanno rifiutato di svolgere perché erano già matematicamente diplomati. Una forma di contestazione è stata questa, diciamo, è stato fatto
passare questo di messaggio. Un caso è successo, il terzo in Veneto peraltro, anche al Liceo Canova di Treviso. Non faccio l'orale perché sono contrario alla struttura dell'esame, quindi un altro ragazzo che ha preso questa strada, ha preso questa decisione. Abbiamo sentito la preside Maria Rita Ventura. Il ragazzo contestava la struttura dell'esame che ritornava, diciamo così, sulle competenze, sui contenuti, sugli argomenti già comunque verificati, valutati durante il percorso scolastico dell'ultimo anno. Dopo Padova e Belluno, anche a Treviso, al Liceo Canova, in sede d'esame un ragazzo si è rifiutato di svolgere l'orale. Un effetto domino che vede come protagonisti ragazze e ragazzi, casi che in tutta Italia al momento si contano solo in Veneto. Nel mirino della contestazione, questa volta la struttura dell'esame di maturità. Nel contesto di oggi venga vissuta male la valutazione perché forse c'è un fraintendimento del significato del voto. Il voto è una rappresentazione numerica di una valutazione, ma di una valutazione che ha un grande valore formativo. Quando viene travisato il valore, certamente può essere sentito come un sistema pesante, perché è un sistema che viene frainteso. Tutto parte dalle votazioni, numeri che di fatto, dicono gli studenti, inevitabilmente ricadono sulla persona. Un sistema obsoleto che non tiene conto di moltissimi fattori. Non sono di questo parere presidi e professori. Mi aspetto che questo alunno venga anche a trovarmi per rappresentarmi le sue idee, la sua posizione. Mi piacerebbe molto. Ecco, è importante rimanere comunque in dialogo con i nostri giovani. Volontà di ascoltare i ragazzi, che sembra non trapelare però dalle parole del ministro Valditara, che adotta la strategia della tolleranza zero. Una riforma relativa all'esame di Stato che mi sembra sia necessaria, perché certo come mai sono possibili casi come questi e comunque c'è la promozione e quindi diciamo comunque sì. Il risultato è conseguito perché la norma prevede che raggiungendo il punteggio dei 60 l'esame sia superato. Una norma dunque che espliciti che il colloquio è una parte fondamentale dell'esame, tenendo conto però che già ora il 40% del voto di maturità tiene in considerazione la valutazione del percorso scolastico degli studenti. Vorrei che mi esplicitasse le sue motivazioni e le argomentasse anche sulla base della sua esperienza. Tra l'altro, come ho detto, il ragazzo assolutamente non contestava l'operato della commissione, non contestava il proprio percorso scolastico né quindi il consiglio di classe, e quindi mi piacerebbe ascoltare nel dettaglio le sue argomentazioni. Questo è l'invito della preside Ventura. Da Padova, dove tutto è iniziato, è scoppiata la polemica tra gli studenti e il ministro dell'istruzione sul no all'esame orale. Valditara annuncia le bocciature a partire dal prossimo anno e noi abbiamo raccolto la risposta degli studenti. Non mentirò, nonostante nutrissi delle speranze che si potesse aprire un dialogo con le istituzioni, in qualche modo mi aspettavo che insomma, non ci fosse disponibilità al dialogo. Non pensava di alzare un polverone simile Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova, che si è rifiutato di sostenere la prova orale della maturità per protestare contro il sistema dei voti. La sua intenzione era quella di invitare i docenti ad una riflessione sul sistema di valutazione scolastico, ma la risposta del ministro dell'istruzione Valditara, che annuncia bocciature per gli studenti che boicottano l'esame, ha amareggiato il neodiplomato padovano. Sono, a parte il fatto che sono curioso dei criteri con cui si giudicherà se uno studente stia boicottando l'esame in maniera volontaria o meno, credo che rispondere a una richiesta di dialogo con delle minacce sia diciamo insoddisfacente.
Ovviamente il rischio bocciatura non riguarda Gianmaria, che come la liceale bellunese Maddalena Bianchi o quello trevigiano del liceo Canova ha superato la maturità con i punteggi delle prove scritte. La riforma annunciata da Valditara deve essere prima approvata, ma la reazione del ministro, che affronta a muso duro gli studenti che hanno rifiutato l'orale, ha sollevato ulteriori polemiche tra i ragazzi, con la presa di posizione della rete studenti medi del Veneto. Noi crediamo che la risposta del Ministero non solo sia inaccettabile perché usa il linguaggio della repressione, della minaccia nei confronti degli studenti, ma sia anche insufficiente, perché il tema che è stato sollevato è che gli studenti non stanno bene all'interno delle mura scolastiche, che c'è la necessità sentita di cambiare sia il sistema dell'educazione in generale che quello di valutazione, che fino ad arrivare a quello della maturità in generale. E se la risposta del Ministero, piuttosto che la ricerca di un dialogo, come noi in realtà lo stiamo ricercando da anni ormai col Ministero, è una minaccia in più e appunto la minaccia di addirittura arrivare a bocciare chi protesta all'interno delle mura scolastiche, è un linguaggio a cui noi non stiamo, che noi non possiamo accettare, e continueremo a chiedere questo confronto nonostante le porte vengano continuamente chiuse. Ecco, questo è lo scambio e anche la posizione degli studenti, l'avete sentito su questo argomento che farà ancora senza dubbio discutere. Adesso noi ci spostiamo a Venezia, perché c'è stata un'aggressione a danno di un'addetta alle biglietterie ACTV di Piazzale Roma, condanna da parte del sindacato, la CISL, che dichiara è ora di agire. Come ogni mattina alle 5:50 un'addetta alle vendite della biglietteria di Piazzale Roma è arrivata sul posto di lavoro per l'apertura alle ore 6. In quel momento ha visto una donna di origine straniera che stava facendo i propri bisogni per terra sotto il porticato. A quel punto le ha chiesto cosa stesse facendo, spiegandole che non era il luogo adatto, ma la donna di tutta risposta l'ha strattonata dandole uno schiaffo in volto per poi scappare. La dipendente ACTV è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, dove è stata medicata. Immediata la condanna dell'episodio da parte della direzione. Condanniamo il gesto e siamo vicini all'addetta alla biglietteria, alla quale esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà, ha detto la CTV. Anche la CISL è intervenuta dichiarando che non è possibile tollerare oltre una simile situazione. Cosa si sta aspettando? Ha commentato De Terlizzi. Il protocollo prefettizio sulla sicurezza degli operatori sul trasporto pubblico locale della città metropolitana è stato siglato nel 2024. Anche Vela SPA continua, deve dare corso all'applicazione dei suoi contenuti. Videosorveglianza, attivazione, servizi di controllo nelle biglietterie con guardie giurate, assistenza alle operatrici frontline di biglietteria con il presidio costante e continuo dei responsabili aziendali. Occorre formare gli operatori sul come affrontare le situazioni critiche. È di una donna di 68 anni scomparsa il 21 giugno da Pozzonovo, il corpo ripescato 3 giorni fa dal fiume Adige all'altezza di Rosolina in avanzato stato di decomposizione. La conferma è arrivata dalla procuratrice della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, dopo gli accertamenti per l'identificazione della salma. I familiari della donna, convocati all'obitorio dell'ospedale civile di Adria, hanno riconosciuto gli effetti personali rinvenuti sul cadavere. Il corpo della 68enne era irriconoscibile in volto, nelle tasche degli indumenti non era stato rinvenuto alcun documento, rendendo impossibile naturalmente identificarlo. Aveva tamponato violentemente l'auto di Edlira Alicca, 55enne di origini albanesi e residenti a Vidor, provocando la morte della donna. Il gravissimo incidente era avvenuto il 20 febbraio del 2022 a Sernaglia della Battaglia. È iniziato il processo a un 87enne di Conegliano, noto imprenditore, patron e fino a 3 anni fa della Roberto Industrie Alimentari SRL, azienda di Susegana. Difeso dall'avvocato Simone Guglielmin, è accusato di omicidio stradale. Il dibattimento si è aperto con l'ammissione delle prove, la citazione di tutti i testimoni. Quel terribile giorno, forse a causa della velocità, l'anziano lungo la provinciale 34, mentre rientrava sulla sua corsia dopo aver sorpassato alcune vetture, avrebbe tamponato violentemente la macchina della donna, urto violentissimo che ha provocato il ribaltamento del mezzo e il decesso sul colpo appunto della 55enne.
Attenzione alle truffe. A Vittorio Veneto, finto addetto della parrocchia cerca di raccogliere fondi per il restauro del santuario di Costa. La raccolta fondi c'è davvero, ma solo attraverso i canali ufficiali indicati nel volantino parrocchiale. Raccolta fondi per il restauro del santuario della Madonna della Salute è quello promosso dalla parrocchia di Costa a Vittorio Veneto. Peccato che qualcuno abbia pensato di approfittare dell'iniziativa per cercare di mettere a segno una truffa. Una persona, qualificatasi come addetto della parrocchia, si è presentato da un'anziana chiedendo denaro. La signora non ha dato nulla, ma la parrocchia mette in guardia i fedeli. Nessuno è autorizzato a chiedere soldi. Le offerte per i restauri possono essere effettuate solo attraverso i canali ufficiali indicati nei volantini o con bonifico bancario o tramite la piattaforma GoFundMe o direttamente in canonica al parroco. Chi fosse contattato da altre persone deve chiamare il 112 perché si tratta di truffatori. Una raffica di azioni illegali infondate e continuate. A processo un 46enne veneziano, la vittima è un imprenditore trevigiano perseguitato dall'imputato. Accusato di stalking giudiziario, si tratta dell'abuso del diritto per fini diversi ed estranei a quelli per cui è previsto, ossia con il fine ultimo di perseguitare tentando di sfiancare giudizialmente la controparte. È questa l'accusa a cui deve rispondere un 47enne veneziano titolare di una pasticceria colpevole di aver perseguitato un imprenditore trevigiano che, esasperato, ha presentato denuncia. La Procura di Venezia ha applicato il braccialetto elettronico all'indagato con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il GUP ha disposto il rinvio a giudizio al 26 novembre 2025. Tutto è scoppiato quando la vittima, proprietaria del negozio, aveva chiesto di saldare dei debiti all'imputato. La risposta sono stati gli atti persecutori. Ancora cronaca giudiziaria, ma con una vicenda, un caso molto noto, l'inchiesta Palude. Chiesto un altro rinvio per il patteggiamento dell'ex assessore Renato Boraso. Si va a settembre per la terza udienza. Rinviata al 9 settembre l'udienza per i primi patteggiamenti nell'ambito dell'inchiesta Palude. L'avvocato Umberto Pauro, legale dell'ex assessore Renato Boraso agli arresti domiciliari, ha chiesto infatti il terzo rinvio per permettere al suo assistito di raccogliere gli oltre 300.000 euro necessari per poter pareggiare il conto delle tangenti che gli vengono contestate dai PM Terzo e Baccaglini per i 12 capi di imputazione e poter patteggiare i 3 anni e 10 mesi concordati dal legale con la procura. I PM non si sono opposti e così hanno fatto anche i legali degli altri 2 indagati, gli imprenditori Ormenese e Bricchese. A Boraso la procura contesta di essersi messo al servizio di imprenditori che in cambio di denaro avrebbero avuto informazioni e agevolazioni su gare d'appalto, autorizzazioni edilizie, assunzioni e quant'altro utile alle loro aziende. Nel frattempo gli altri 2 indagati hanno già versato la somma richiesta inferiore a quella di Boraso. I loro legali hanno concordato con i PM per l'imprenditore Bricchese una pena a 3 anni e 10 mesi e di 2 anni e 8 mesi per Ormenese, accusato di essere stato una sorta di mediatore d'affari per Boraso, ma anche di aver utilizzato i suoi servigi per fare pressing sull'immobiliare del comune Ive per assicurarsi l'acquisto dei terreni dell'area evedese. Apriamo una parentesi su temi sanitari, andiamo nel Padovano, intanto perché c'è stato il secondo caso di febbre dengue, al via le disinfestazioni a Ponte di Brenta. È tornato alla Nigeria con i sintomi della febbre dengue, un quadro clinico non preoccupante, quello del 40enne padovano, ma di prassi è scattata la disinfestazione nell'area in cui l'uomo vive. Questo è il secondo caso di dengue a Padova. Il virus si trasmette da uomo a uomo attraverso la puntura della zanzara tigre. Da qui l'ordinanza del comune di Padova, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6, per avviare la disinfestazione straordinaria su un raggio di 200 metri dall'abitazione del 40enne, sia con un trattamento larvicida porta a porta, sia con un intervento adulticida sulla strada. L'area interessata è quella attorno a via Bravia, Ponte di Brenta, via San Marco, via Marchi, via Fiorazzo, piazza Barbato, via Cerona, via delle Ceramiche, via Rutoli, via Micca e via Groppo fino a domenica. Importante ribadire che le infezioni da virus dengue, tutte e due, sono di persone che hanno contratto il virus in area endemica, quindi non sono virus
contratti localmente, quindi da circolazione locale, ma sono stati contratti in zone dove il virus circola abitualmente e quindi sono di fatto di importazione. Sono saliti invece a 3 i casi di Toscana virus nel Padovano, tutti concentrati nell'area dei Colli. Oltre a un giovane lavoratore ora guarito, risultano colpiti anche un uomo di Lozzo a Testino e una donna di Galzignano Terme, entrambi con meningoencefalite. Sono stati tutti e 3 contratti nella zona dei Colleugani, che abbiamo visto ormai negli ultimi 4 anni è una zona endemica, e hanno avuto tutti e 3 meningoencefaliti con sintomi per fortuna non severi, e infatti tutti e 3 stanno via via progressivamente migliorando dal punto di vista sintomatico. E un caso raro invece di miasi auricolare è stato curato in un anziano operato d'urgenza a Cittadella. Una patologia rara, la miasi, provocata da un'infestazione di larve, generalmente di mosche, che si sviluppa all'interno dei tessuti e può colpire sia animali che uomini. Il caso curato in ospedale a Cittadella in un anziano è davvero raro. L'uomo, affetto da più patologie, è stato operato dall'equipe del reparto di otorinolaringoiatria diretta dal dottor Riccardo Artico e dal dottor Antonio Marco Miotti, specialista del servizio di consulenza infettivologica dell'USL 6. Dopo la diagnosi di miasi auricolare, l'anziano è stato sottoposto a un intervento di polizia e rimozione delle larve e poi ha iniziato la terapia antibiotica, a cui ha risposto bene ed è stato dimesso dopo pochi giorni. Casi di miasi si manifestano in tutto il mondo, con maggior prevalenza nelle zone tropicali e subtropicali. Colpisce soggetti fragili e immunocompromessi e non viene trasmessa da persona a persona. Questo è il caso dunque molto particolare. Noi ci fermiamo ancora una volta per un rapido break, rimanete naturalmente con noi. Ultimi minuti del nostro Focus TG, andiamo alla politica adesso e alle elezioni regionali. Il dibattito è assolutamente acceso, il centrosinistra ha presentato il suo candidato, centrodestra invece è ancora in tilt con Fratelli d'Italia che striglia gli alleati parlando di questioni personali. In casa centrosinistra però anche sul nome di Manildo ci sono delle frizioni in azione. Io credo si tratti di schermaglie ferragostiane, sebbene siamo a luglio e non in agosto. Liquida così le tensioni tra Forza Italia e Lega il responsabile enti locali di Fratelli d'Italia in Veneto Marco Della Pietra, caldi estivi, bollori elettorali, di fatto questioni personali più che politiche. Che tra il governatore e Flavio Tosi non scorra buon sangue mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, ma già da tempo. Il meloniano porta poi un altro esempio, un altro nome di peso, lo fa ritornando al marzo 2023, quando il leghista Roberto Marcato, che nei giorni scorsi ha di fatto dichiarato rotta l'alleanza con Forza Italia, aveva usato parole durissime anche con i Fratelli d'Italia, una ferita politica mai realmente ricucita. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! I toni coloriti di Marcato li conosciamo, ma ci sta che ci sia anche questa così. Però rispetto alle elezioni regionali insomma. No, io sono convinto che si andrà assieme. Stessa convinzione hanno pure i meloniani di Padova, anche perché poi alla fine decideranno i leader. La palla è rimandata a tavoli nazionali, perché il Veneto, per quanto importante, per quanto con il suo orgoglio, per quanto con la sua specificità, non può rifuggire a un'ottica nazionale di schieramento, che è quella che poi sta facendo vincere il centrodestra. E fare sintesi, si badi, non significa rinunciare al candidato presidente. Per me, naturalmente, come uomo di partito, è auspicabile che ci sia anche la possibilità di un uomo che provenga dalle file di Fratelli d'Italia o comunque indicato da Fratelli d'Italia. Altra variabile è la presentazione di una lista Zaia che potrebbe sparigliare non poco le carte nel già confuso tavolo del centrodestra, e a tal proposito si registrano le parole del ministro Luca Ceriani: l'importante è che Zaia appoggi il centrodestra. Intanto il diretto interessato dal Vicentino torna a lanciare messaggi in bottiglia. Io non ho mai avuto l'idea che chi sta concludendo la sua esperienza in un'amministrazione debba lasciare i pozzi avvelenati, quindi farò in modo che il mio successore o la mia successora abbiano assolutamente la possibilità di avere una regione in corsa e non con il freno d'emergenza tirato. Centrodestra in tilt, centrosinistra compatto con Giovanni Manildo
caldo, ma non è tutto oro quello che luccica. L'appoggio di Azione non sembra scontato. Se il centrodestra decidesse di mettere da parte i candidati, quelli conosciuti, e magari tirasse fuori Zoppas, capisce che un partito come Azione, con un candidato come Zoppas, sarebbe difficile non andargli in appoggio, perché noi siamo per l'imprenditoria, abbiamo delle visioni, diciamo, di questo Veneto di un certo tipo, anche di sviluppo, e voglio dire, Zoppas, che viene dalle associazioni industriali, non sarebbe un candidato ottimo per noi. E di sviluppo anche viario del Veneto discute la politica, discutono gli amministratori locali sulla tanto dibattuta via del mare. Il TAR ha bocciato il ricorso dei sindaci contrari alla sua realizzazione. Ora ci sarà una nuova riunione dei primi cittadini. Una sentenza che arriva anche in un relativo ritardo, tra virgolette, perché la attendiamo dal 2 di aprile e arriva, diciamo, come un fulmine a ciel sereno, perché proprio non ci aspettavamo questo panorama di ricorso inammissibile. Il TAR in buona sostanza ha scelto di non decidere. Si è fermato prima di quelli che sono i temi affrontati. Amarezza dei sindaci ricorrenti, tra cui Silea, che con la cittadinanza è un comune che già subisce conseguenze del traffico che circola da e per la Treviso Mare, essendo di fatto la sua porta d'ingresso. Noi siamo comunque esclusi dall'opera in sé, ma subiamo le conseguenze di quella che è una viabilità difficile. Si è scelto di non entrare nelle singole questioni, ma ci si arresta a valutazioni preliminari. Praticamente per noi è proprio fuori luogo il fatto che i comuni, per esempio, giudichi i comuni non interessati ad agire in giudizio, quindi con ricorso, proprio perché non partecipiamo direttamente alla spesa dell'opera. Un ricorso che non nasce dalla contrarietà del progetto in sé, ma sulle possibili conseguenze negative che la via del mare potrebbe avere per i cittadini delle zone prospicienti all'opera. Quest'opera è stata aggiudicata su dati risalenti a 15 anni precedenti. Altro fronte, quello della Pedemontana Veneta. Il comune di San Zenone si è aggiudicato un importante contributo regionale in attesa proprio del pronunciamento del Tribunale amministrativo sulla richiesta risarcimento per i ritardi per le opere compensative alla Pedemontana. 660.000 euro, a tanto ammonta il contributo regionale che si è aggiudicato il comune di San Zenone degli Ezzelini, destinato a interventi per il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale. Un risultato ottenuto partecipando al bando, rispetto al quale sono state presentate 327 domande, di cui 288 ammesse a contributo e solo 40 finanziate. Ma, precisa il sindaco Marin, questi soldi non hanno nulla a che vedere con il risarcimento che spetterebbe al comune dalla regione, per cui si attende ancora la sentenza dopo l'udienza al TAR dei giorni scorsi. Siamo stati aggiudicati proprio come il comune più alto in provincia di Treviso e il secondo in tutto il Veneto. Questo contributo andrà quindi a contribuire alla realizzazione della seconda rotatoria, quella della questione appunto che riguarda l'accordo sulle opere compensative della superstrada Pedemontana Veneta, però non ha a che fare con le somme che il nostro comune aspetta come risarcimento ormai, perché questo stiamo chiedendo ora alla regione per quanto riguarda appunto l'accordo delle opere compensative della superstrada Pedemontana Veneta, perché oltre a queste somme come comune dovremo andare ad aggiungere il costo di realizzazione della rotonda totale, ma anche di tutte le altre opere che sono previste, cioè la riqualificazione di via Marconi e di via Roma. L'importo attualmente del progetto è di 5.560.000 euro, per cui stiamo parlando davvero di una cosa consistente. Adesso attendiamo la sentenza, attendiamo fiduciosi, però appunto si va avanti perché gli accordi vanno rispettati, l'hanno detto anche 3 sentenze e quindi noi andiamo avanti. Tra l'altro quando dovrebbe arrivare questa sentenza? Avete già sentore? Noi si spera arrivi entro la fine dell'estate, insomma, che nelle prossime settimane comunque di avere già notizie e sapere come poi potremo procedere per vedere finalmente compiute quelle opere che ci spettano. Certo è che è stata fondamentale anche la sua presa di posizione ferma. In effetti, se non prendevamo posizione, se non eravamo convinti appunto di quello che dicevamo, di quello che era scritto, tutto sarebbe andato perso. Non è andato perso, non è stato appunto tra virgolette un sacrificio quello che abbiamo fatto, ma è stata una cosa dovuta perché dobbiamo vederci riconoscere le opere che ci spettano, dobbiamo vedere riconoscere i diritti dei nostri cittadini e della nostra comunità.
Sulle strade oggi grande attenzione perché è il primo di fatto sabato di esodo estivo con parecchi veicoli su strade e autostrade. Noi ci fermiamo qui per questa edizione di Focus TG. Sapete che il sabato concludiamo alle 13. Io ringrazio in regia Renato Capoia e Andrea Basso. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera e a voi tutti un buon sabato pomeriggio. Arrivederci.